Se non si possono recuperare i minori che commettono reati, vuol dire che torneranno a commettere reati. 2241 denunce ai minori registrate in Veneto nell'ultimo periodo monitorato, fino a giugno 2008. A parte le rapine aumentano tutte le voci, soprattutto i furti, i reati di natura sessuale e quelli legati alla droga, spaccio e consumo. I minori stranieri si equivalgono a quelli italiani. I dati lasciano sgomenti e se il presente è nero il futuro rischia di essere nerissimo, di riflesso anche per i cittadini, perché ad esporre bandiera bianca è la giustizia minorile del Veneto, in stato di agitazione per i tagli di organico e di risorse. La carenza per quanto riguarda l'organico è gravissima, questo ormai da parecchi anni, con carichi di lavoro enormi. Non solo i gravi problemi degli uffici giudiziari, 7 magistrati soltanto per il tribunale che si occupa di tutta la regione e una scopertura di personale che tocca il 50% tra cancellieri e operatori. Allo sfascio anche l'altro grande settore, quello che riguarda l'Istituto Penale di Treviso e i servizi sociali, fondamentali per i percorsi di recupero e di inserimento dei minori. Treviso ha accolto nel 2008 69 minori all'Istituto Penale ed 88 nel centro di prima accoglienza. Taglio del budget del 45% a livello generale e del 66% del servizio educativo. Nelle comunità per minori del Veneto, altra mannaia del 69%, con debiti dei centri e un pagamento rete garantito soltanto per 2-3 mesi all'anno. E ancora, 0 euro per i sostegni educativi in famiglia, di solito la più importante delle soluzioni per i minori problematici. Senza tener conto che in tutto il Veneto sono appena 12 gli assistenti sociali per garantire il servizio e le loro risorse sono state quasi azzerate. Risultato uno solo, minori lasciati a se stessi, pronti a ricommettere i reati. Ci bloccherà la possibilità di un lavoro, in pratica ci ridurremo ad un lavoro di tipo burocratico.